La morte del 18enne Fabio Gasparini, annegato in laguna ieri pomeriggio, ha scosso la città. Il sindaco Brugnaro ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla famiglia con un messaggio di cordoglio. Lunedì l'autopsia. La denuncia di un 86enne di Dolo impossibilitato a muoversi e con la gamba amputata. Posso spostarmi solo in ambulanza, dice, ma l'INPS mi nega la visita domiciliare. Ottimismo dal governo sulla trattativa per l'autonomia del Veneto. Secondo il sottosegretario per Paolo Baretta l'accordo arriverà entro gennaio. Resta il nodo risorse e tasse. Incendio all'alba a Santa Maria di Sala, ha preso fuoco un capannone di oltre 350 metri quadrati adibito a deposito di go-kart e pneumatici per segnare le piste. Il 43enne Giorgio Dodi è il nuovo segretario comunale del PD di Venezia, proclamato in mattinata dal congresso del partito. A lui il compito di portare i democratici a sfidare Brugnaro nel 2020. Prosegue dopo le ultime vicende giudiziarie lo scontro istituzionale tra il Comune di Venezia e la municipalità private delle loro deleghe. Il presidente di Mestre Conte annuncia nuove iniziative. Con la tradizionale accensione delle luminarie dell'albero in piazzetta San Marco prende il via Natale veneziano. L'albero alto circa 14 metri, illuminato da oltre 3.600 LED, è stato acceso in piazza San Marco. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre come ieri parlando della tragedia avvenuta ieri pomeriggio, la morte del 18enne di Sant'Elena Fabio Gasparini, annegato dopo essere caduto dal barchino nel quale si trovava per lavoro. Una morte che ha scosso tutta la città a partire dal primo cittadino Luigi Brugnaro. Intanto prosegue l'inchiesta sul decesso. La morte di Fabio Gasparini, il 18enne di Sant'Elena che ha perso la vita dopo essere caduto in acqua mentre si trovava a bordo di un'imbarcazione di HL tra Saccasessola e l'isola di San Clemente, ha scosso Venezia. Lo stesso sindaco ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla famiglia tramite un tweet. Cordoglio per la perdita di Fabio, si legge, un ragazzo, un figlio della nostra città. Da padre, scrive Brugnaro, prima ancora che da sindaco voglio esprimere la mia personale vicinanza, unita a quella dell'amministrazione comunale, alla sua famiglia. Venerdì pomeriggio Fabio stava effettuando delle consegne, lavoro che aveva iniziato da pochi giorni. Era contento di poter operare sulle barche, sua grande passione. Diplomato all'Istituto Nautico Cini, era un grande conoscitore delle acque lagunari. Anche per questo sono molti i dubbi sulla dinamica dell'incidente. Lunedì il magistrato di turno dovrebbe disporre l'autopsia attraverso cui si potrà stabilire se il ragazzo fosse cosciente o meno nel momento in cui è caduto in acqua. Un amico ha evidenziato sui social network che Fabio aveva detto di sentirsi stanco nelle ore precedenti. Da un primo esame esterno sull'imbarcazione non sono stati visti traumi che possano indicare un possibile impatto. Molte le ipotesi al vaglio, un malore, la caduta e le temperature gelide, oppure un'onda. Anche se quel tratto di canale dietro la Giudecca viene descritto come una tavola in quel tragico pomeriggio. Gli accertamenti proseguiranno anche sul fronte di morte nel luogo di lavoro. Ed ora a Dolo, con la denuncia e la rabbia di un anziano che è impossibilitato a muoversi, ha una gamba amputata, ma dice l'INPS mi nega la visita domiciliare. Sentiamo. Un anno e 3 mesi che sono in netto, senza mai muovermi, sempre qua. Il signor Rino ha 86 anni, non può muoversi dal letto perché ha una gamba amputata e una serie di altri problemi. Vive a Dolo e i nipoti si prendono cura di lui. Qualche giorno fa l'amara sorpresa. È arrivata una lettera da parte dell'INPS dove si chiede la revisione per quanto riguarda la visita per la pensione di invalidità. Una revisione su una patologia dove prima di tutto è impossibile che una gamba possa ricrescere e d'altronde anche un piede adesso è ammalato e dovremo amputare anche il piede. Per disposizione del medico, certificata, il signor Rino può spostarsi solo in ambulanza. Così accade per tutte le visite di controllo, ma l'INPS non ci sente nonostante tempo fa la visita domiciliare ci fosse stata. La prima volta che hanno assegnato la pensione di invalidità, il medico legale dell'INPS è venuto qua, ha constatato la gravità delle condizioni dello zio e ha certificato e la pensione gli hanno data alla fine. Adesso ci troviamo dopo un anno che richiedono invece di andare lì da loro
Non so in che maniera potremmo fare, perché provo a immaginarsi lei portare un ammalato davanti alla sede in via Fogazzaro a Mestre, che siamo in pieno centro Mestre, con un'ambulanza, scaricarlo con una barella, entrare dentro i locali dell'INPS. Secondo il punto di vista mio, è una cosa inaudita. Anche il Tribunale del Malato di Dolo è intervenuto senza ottenere risposta, e in tutta questa burocrazia a farne le spese sono i malati. Non so, solo che insomma, che ne tanti che se mai e che ha diritto come me. Ora chi si vergogna. Allora, come i nipoti e come i familiari del signor Rino hanno fatto, potete anche voi rivolgervi ad Antenna 3 per disservizi legati anche eventualmente alla sanità, come in questo caso. Lo dico ad Antenna, lo spazio dedicato a voi, segnalateci i disagi, interverremo con sms e whatsapp al 351 175 5340 oppure con la segreteria telefonica allo 0422 023 0898 per lasciare un messaggio, oppure una mail a redazione @antena3.it per scrivere quello che è il problema e il disagio. Adesso torniamo alla cronaca, una notte di superlavoro per i vigili del fuoco alle prese con un rogo che ha devastato un deposito di go-kart a Santa Maria di Sala. Poco dopo le 5 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti in via Desman a Veternigo di Santa Maria di Sala per l'incendio di un capannone di oltre 350 metri quadri adibito a deposito di go-kart e pneumatici per segnare le piste. 20 pompieri da Mira, Mestre e Padova, 7 mezzi antincendio tra cui 3 autobotti e l'aiuto dei volontari di Milano hanno permesso di circoscrivere il rogo che ha danneggiato la struttura e parte del materiale depositato. Le cause dell'episodio sono al vaglio del nucleo investigativo antincendio territoriale e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate intorno alle 9. Parte del capannone è stata posta sotto sequestro. Ladri in autostrada arrestati poi dalla polizia. Sentite cosa è accaduto. 5 ladri cileni sono stati inseguiti in autostrada dalla polizia stradale dal Veneto fino a Firenze e poi catturati all'uscita di un ristorante. La banda aveva svaligiato il 27 novembre un pullman di turisti malesi nell'area di servizio a Rino Ovest lungo la 4 nel comune di Dolo. In pochi secondi si erano impadroniti di denaro, borse griffate, cellulari e videocamere per un valore totale di circa 30.000 euro. Grazie alle telecamere delle autostrade però la polizia è riuscita a ricavare la targa dell'auto a noleggio su cui viaggiavano, segnalata in entrata al casello di Venezia e in uscita a Firenze Scandicci sulla 1. I cileni, pedinati da un'autocivetta, sono stati individuati un paio di giorni dopo all'aeroporto di Pisa, da dove sono poi tornati a Firenze per andare a cena in un ristorante. Prima di uscire hanno rubato il trolley a una turista giapponese che consumava ignara la sua cena. Gli agenti che li aspettavano all'esterno hanno così potuto arrestarli in flagranza. Torniamo a parlare adesso della trattativa sull'autonomia del Veneto. Ieri abbiamo raccontato del primo giorno il tavolo a Roma tra il governatore Luca Zaia e il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa. A quel tavolo era presente anche il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, ovviamente dalla parte del governo. Un Pierpaolo Baretta che oggi ribadisce l'ottimismo che è emerso ieri dal tavolo di Roma, anche se resta sul piatto il nodo del tema fiscale. Un buon inizio mi pare, perché c'è stato un dialogo positivo. Noi abbiamo chiesto alla Presidente Zaia di stabilire una priorità di interventi e lui ha assicurato che manderà un elenco di priorità, dopodiché noi abbiamo confermato l'impegno come governo di provare ad arrivare a un accordo entro gennaio, quindi prima cioè che tutto si sciolga. È ottimista Pierpaolo Baretta sul futuro della trattativa tra governo e regione sull'autonomia del Veneto. Il nodo più difficile da sciogliere, quello delle risorse, è un problema più apparente che sostanziale, secondo il sottosegretario all'economia. Se i 9 decimi non possono essere direttamente oggetto di discussione, puntualizza, il merito fiscale è inevitabilmente parte del confronto. Il problema non sono i 9 decimi, anche perché se andiamo a vedere oggi siamo ben oltre gli 8. Il problema, semmai, se sono alcune discussioni specifiche su questo o quel punto anche fiscale si può fare, ma la questione di principio non può essere messa in discussione. Però io penso che se si comincia a discutere di ambiente, di sicurezza, di quello che insomma la Regione porrà tra le sue priorità, poi ci sono anche delle ricadute finanziarie ed economiche, quindi ci sono molte strade per arrivare a discutere anche di soldi.
Che il clima sia positivo lo conferma lo stesso governatore Luca Zaia. Prima di tutto ribadisce: forniremo un ordine dettagliato delle 23 materie, nessuna esclusa, che diventa la base del lavoro. Prima delle elezioni nazionali puntiamo alla firma di un documento dal quale i governi successivi non possono più tornare indietro. Il prossimo incontro è fissato per il 14 dicembre. Credo che quindi, se ci mettiamo d'impegno, mi pare che c'è un'intenzione reciproca, si possa raggiungere questo obiettivo. Ci saranno anche ritmi serrati già dalla prossima settimana di incontri. Adesso la politica, le elezioni amministrative 2018, tra i comuni al voto nel veneziano, come sappiamo, c'è San Donà di Piave, con un centrodestra che comincia a delineare quelle che sono le forze in campo. Ieri è arrivata la ufficializzazione di un nome importante per il centrodestra. È il chirurgo Paolo Madeschi il candidato sindaco ufficiale a San Donà di Piave per Forza Italia, la lista di Francesca Zaccariotto, i Tosiani e la Civica di Apindustria, che nelle scorse ore hanno firmato l'accordo sul suo nome. Gli azzurri avevano già ufficializzato la sua candidatura dopo la rottura coi leghisti, che confermano di presentarsi alle elezioni con Francesca Pilla, sostenuta anche da Fratelli d'Italia, Movimento Nazionale e Direzione Italia. Nella galassia di centrodestra resta l'incognita di Scegli Civica, la lista di Oliviero Leo e Anna Maria Babbo, che volevano le primarie per un candidato unitario. Ora potranno scegliere se sostenere Madeschi con Forza Italia, la Pilla con la Lega oppure correre da soli. All'individuazione e decisione di proporre e sostenere la candidatura del dottor Madeschi, spiegano i firmatari dell'accordo, si è arrivati dopo attenta valutazione delle caratteristiche ed esperienze dei potenziali candidati. Il nostro obiettivo non era proporre un candidato di partito o di area, ma la persona più idonea a rappresentare la città e a guidare un insieme di forze politiche, civiche e associative intenzionate a riprendere il percorso amministrativo che l'aveva positivamente caratterizzata fino al 2013. E alle elezioni invece Venezia, il capoluogo, andrà come sappiamo nel 2020, visto che nel 2015 c'è stata la vittoria di Luigi Brugnaro, e proprio costruire un'alternativa valida a Luigi Brugnaro dopo la sconfitta del 2015 è la mission del Partito Democratico, che ha questi 2 anni e mezzo di tempo, ormai quasi 2 anni, per arrivare a quel risultato, partendo anche dalle forze comunali, dalle forze cittadine. Ecco perché diventa la mission anche del nuovo segretario cittadino comunale del Partito Democratico, che è stato eletto oggi. È il 43enne Giorgio Dodi il nuovo segretario comunale del PD, proclamato in mattinata dal congresso del partito. Residente a Castello, fidanzato e padre di una bimba di 2 anni, è laureato in cinema al DAMS di Bologna e lavora come dirigente in un'azienda che commercializza vetro di Murano. A lui il compito di portare i democratici a sfidare Brugnaro nel 2020. Si comincia a costruire un progetto di una idea di città che sia totalmente alternativa a quello di questa amministrazione, non perché noi abbiamo nulla contro il sindaco o i membri della giunta, ma perché di fatto questa amministrazione non sta facendo nulla di quello che ha promesso per la città. La situazione della vivibilità sia a Venezia per l'impatto del turismo soprattutto, sia a Mestre per il problema del degrado e la crisi del commercio nel centro, è ormai scesa a livelli bassissimi. Dobbiamo quindi proporre un progetto alternativo, annuncia Dodi, e per farlo dobbiamo coinvolgere le forze migliori della città, andando oltre ai partiti politici per guardare ai movimenti, alle associazioni, al mondo della cultura e all'università. Soprattutto penso alla prima giunta Cacciari, è stato costruito un progetto e una visione di città, e che è quello che manca oggi, cioè avere una visione di città, un progetto che vada oltre l'affrontare i problemi dell'immediato, ma abbia una lungimiranza che porti, per esempio, come dicevo prima nella mia relazione, a progettare la città del 2030, quando andremo alle prossime elezioni. E Brugnaro non dovrà solo guardarsi però dal PD, deve guardarsi anche dalla questione, prima di tutto dalla questione delle municipalità senza deleghe, una battaglia, un braccio di ferro, un ennesimo braccio di ferro per il primo cittadino di Venezia, e un braccio di ferro che continua, ma lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Venezia. Dunque, dicevamo prima della pausa pubblicitaria, prosegue dopo le ultime vicende giudiziarie lo scontro istituzionale tra il Comune di Venezia e le municipalità private delle loro deleghe.
La battaglia delle municipalità contro il ritiro delle deleghe da parte del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro non è finita con la sconfitta di fronte al TAR. Lo promette il presidente di Mestre Vincenzo Conte, che annuncia nuove iniziative contro quella che continua a ritenere una ferita per la democrazia. La decretazione del TAR dice solo che noi abbiamo presentato il ricorso in ritardo, non ha detto il sindaco aveva ragione a togliere le deleghe. Quindi è molto diverso, è sostanzialmente diverso, e adesso nei prossimi giorni assieme ai nostri legali valuteremo la situazione per decidere se ci deve essere un seguito. Ritardo, spiega Conte, motivato dalla nostra buona fede e volontà di non arrivare al conflitto, dopo che il sindaco aveva promesso un tavolo di concertazione sul problema, richiesto anche dal Consiglio Comunale con voto unanime. Con questo tavolo in essere non sembrava corretto ricorrere alla magistratura. Abbiamo atteso che questo tavolo effettivamente si aprisse. Si è aperto con una sola riunione a cui anch'io ho partecipato ovviamente a Venezia, dopodiché non c'è stato seguito. Non sappiamo ancora se tempi e costi di un'ulteriore azione legale di fronte al Consiglio di Stato siano sostenibili, puntualizza il presidente di Mestre. Quello che è certo è che le municipalità non si arrenderanno a una scelta che allontana il momento decisionale dal cittadino. Se prima una sanzione culturale per chiedere un patrocinio, un'esenzione tasse affissioni, una possibilità di operare su terreno pubblico, presentava la domanda alla municipalità e questa nel giro di massimo 10 giorni rispondeva loro, adesso queste domande vengono tutte accentrate, i tempi si sono allungati e le associazioni, i cittadini se ne stanno accorgendo. Ma fortunatamente si stanno accorgendo, si accorgeranno del fatto che le luminarie e gli alberi annunciano che gli eventi di Natale a Venezia e Mestre sono cominciati. Con la tradizionale accensione delle luminarie e dell'albero in piazzetta San Marco prende il via il Natale veneziano. L'albero, alto circa 14 metri, illuminato da oltre 3600 LED, è stato acceso venerdì sera dal consigliere comunale Crovato insieme al delegato alle tradizioni Giusto. Un albero gemello è stato acceso invece davanti alla Basilica della Madonna della Salute, nell'ambito delle iniziative My Christmas Venice, un sabato di grande festa in piazza Ferretto a Mestre, dove alla presenza del sindaco sono state accese anche le luci del grande abete. L'evento dà avvio al ricco programma di manifestazioni che comprende sia le iniziative organizzate dall'amministrazione sia quelle promosse dalle numerose associazioni e che si distribuiranno nelle aree centrali di Mestre in tutto il territorio comunale, da Gazzera a Pellestrina, da Catene a Favaro Veneto. Prima di salutarci vi ricordo che Antenna 3 ha un'applicazione per telefonini e tablet di ultima generazione. Tutta Antenna 3 è dunque a portata di un click, dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e i servizi di tutti i telegiornali. Basta scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3, tutto staccato, Antenna staccato 3, e tutto in lettere per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere dunque i file dei servizi TG o degli approfondimenti. 20:10, la voce del mattino, ore 13, Ring, tutto a vostra disposizione, basta un click sul telefonino. È davvero tutto, allora vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Domenica all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni, soleggiato ma freddo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo con il sole che splenderà in un cielo sereno e terso su gran parte del territorio. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno previste tra 4 e 7 gradi, minime sotto zero quasi ovunque. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche la nostra regione sarà interessata dall'alta pressione, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le province. Temperature massime attese sui 5-6 gradi, valori minimi sotto zero su tutto il territorio. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Continua la presenza dell'alta pressione, sarà un'altra giornata all'insegna di un ampio soleggiamento su tutto il territorio. Le temperature massime saranno attese sui 3-4 gradi, minime ampiamente sotto zero ovunque. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci!